Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi martedì 20 settembre. Ieri giornata piena per l'onorevole Giorgia Andreuzza della Lega, che la mattina ha incontrato i problemi dell'agricoltura presso l'ortomercato di Brondolo e il pomeriggio ha incontrato nella sala riunioni del mercato ittico recentemente titolata Sergio De Antoni le categorie della pesca, affiancata dal deputato Lorenzo Viviani, che, pescatore, i problemi del settore li conosce anche troppo bene. I problemi della categoria sono noti da tempo, a cominciare dal ritardo con cui vengono elargiti i fondi, tanto che quando arrivano, afferma Paolo Tiozzo dell'OP Fasolari, non ci si ricorda neppure più il motivo per cui sono arrivati. Un problema da non sottovalutare è il ricambio generazionale nel settore pesca, bisogna renderlo più attrattivo e con introiti più certi. Adesso non ha appeal per un giovane a meno che quest'ultimo non sia figlio di un armatore. Ma altri problemi sono le giornate effettive di pesca che costringono le barche a stare in banchina per troppe giornate durante la settimana. Ora è un cane che si mangia la coda, ha affermato Tiozzo. Bisogna che rappresentanti di categoria e politica mettano insieme le loro forze per salvare il salvabile. E c'è rassegnazione nella sua voce quando afferma: non li salveremo tutti. Serve istituire dei percorsi professionalizzanti, ma sono diverse le spade di Damocle sulla testa dei pescatori. La burocrazia non aiuta, i famosi codici Ateco necessari per le detrazioni e compensazione sono arrivati sul filo di lana, ha affermato Marco Spinadin del FLAG GAC. Dare professionalità al settore è stato un tema portato alla luce sia da Antonio Gottardo, Federcop Pesca, che da Cristian Varisco di UGL Pesca, il quale sottolinea anche il problema della migrazione degli equipaggi che si spostano da una barca all'altra creando problemi agli armatori. I problemi del settore sono innumerevoli e l'onorevole Andreuzza concorda sul fatto che ci siano problemi che devono essere tenuti in considerazione come emergenze, ma bisogna anche vedere un futuro per il settore considerato strategico. L'onorevole Andreuzza sa di avere alcuni quadri che necessitano di chiarimenti, ma sa che creando un filo diretto con gli attori coinvolti i problemi possono essere affrontati con tempestività e grande importanza viene data alla filiera che dai sindaci arriva in regione, quindi a Roma e poi in Europa, dove l'onorevole Rosanna Conte può portare le istanze delle marinerie qualora fosse necessario. L'onorevole offre la massima disponibilità, sapendo che sarà appoggiata nel suo percorso. Per come lavoro io che non sono in questo settore, però sono della provincia di Venezia, abbiamo 7.000 km di costa e deve esserci un futuro dove la pesca viene considerata nel nostro paese un settore strategico, perché non stiamo parlando di qualcosa che è occasionale. E per cui in funzione di questo, se è strategico, dobbiamo assolutamente pensare, per esempio, quello che è stato detto al ricambio generazionale. Il ricambio generazionale avviene solo se ne viene fuori un reddito, la possibilità di costruire qualcosa, la possibilità di migliorare la propria impresa, però insomma, perché se no non c'è futuro. Cioè, nessun padre concederebbe al proprio figlio un'azienda che non ha futuro, nessun figlio si metterebbe a fare il lavoro del padre se non c'è futuro. Per cui se vogliamo pensare lungo, dobbiamo pensare a questi due fattori che non sono solo tecnici del fattori della pesca, perché entrano dinamiche, a mio avviso, diverse, che non so, penso che il netto deve essere considerato un lavoro usurante, il sostentamento, come l'Europa in qualche modo sta rendendo sempre più complicato questo mestiere e come anche in Italia il nemico più grande è la burocrazia, per cui penso che sia il primo o secondo punto, perché se la politica riesce magari a fare qualcosa ma poi la burocrazia che lo ferma, il danno è fatto.
Il prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 settembre, si svolgerà una delle giornate nazionali dei castelli, promosse dall'Istituto Italiano dei Castelli, sezione del Veneto. Sarà anche una delle giornate europee del patrimonio 2022, promosse dal Consiglio d'Europa. In questo contesto si terranno visite guidate all'interno del Forte San Felice con il patrocinio del Comune di Chioggia in collaborazione con il Comitato Forte San Felice. La partenza per le visite sarà dalla batteria sottomarina nei pressi della Darsena Mosella. 4 turni sabato pomeriggio 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 2 turni la domenica mattina alle 10 e alle 11. La visita chiede un contributo di 3 euro per le spese organizzative. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente dell'intero territorio nazionale. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. La prossima domenica, il 25 settembre, sarà la 63esima giornata del donatore di sangue e gli eventi si terranno la mattina con il raduno delle delegazioni in Campo Marconi, formando un corteo ad opporre una corona di fiori al monumento dell'Avis. Seguirà la Santa Messa alla chiesa di San Giacomo, la posa di una corona al monumento ai caduti, mentre all'Auditorium San Nicolò ci sarà la premiazione dei donatori benemeriti. Le donazioni di sangue a Chioggia non si risparmiano, la sezione Avis di Chioggia ravvisa un buon numero di donazioni che sta crescendo negli ultimi anni. La donazione di sangue è un atto di grande generosità, permette di salvare persone con un gesto altruista, ma mentre a Chioggia il trend è positivo, in provincia le donazioni sono in calo e serve uno sforzo da parte di tutti i donatori per poter integrare le sacche mancanti, soprattutto all'ospedale All'Angelo di Mestre. Impazzano nel web le segnalazioni per una nuova truffa che si lega a un messaggio su WhatsApp, apparentemente inviato da un contatto conosciuto e che esordisce con una frase del tipo: «Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rinviarmelo?» Non rispondete, si tratta di un tentativo di phishing per sottrarre i dati e rubare l'identità prima dell'account WhatsApp e poi compiere ulteriori truffe. Quindi fate attenzione prima di tutto a non condividere mai codici con nessuno e mai cliccare sui link. Sarebbe meglio tutelarsi attivando la verifica in 2 passaggi, ma se proprio ci siamo cascati, avvertiamo subito i contatti in modo che non diventino le successive vittime della truffa. Per eventuali segnalazioni mettetevi in contatto con la Polizia Postale attraverso il portale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 20 settembre, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!